Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno amici di Mattoscacco, benvenuti in questo video. Oggi parte una nuova rubrica. Siccome è uscito Stockfish 15, lo andremo a far battagliare contro i bot di chess.com. E allora iniziamo subito con questa prima partita giocata fra Paul Morphy contro Stockfish e alla fine della partita la andiamo a commentare. Buona visione. Ritorniamo dunque all'inizio della partita e 3 cavallo F6, D4, E6, fin qui tutto normalissimo, cavallo F3, B6 e qui Stockfish decide di entrare in una ovest indiana dove l'idea di sviluppo dei propri alfieri è proprio in questo modo. Per chi è agli inizi diciamo che un buon modo per tirare fuori i propri alfieri senza ostacolarsi fra di loro, uno è farlo uscire tramite una diagonale naturale, l'altro è creargli una diagonale tramite un fianchetto. In questo modo i due alfieri non vanno mai a rompersi le scatole, poiché nel momento in cui magari vai a giocare in questo modo qui, l'alfiere poi Campochiaro rimane bloccato. Non che non si possa fare, anzi. C4, alfiere B7, quindi l'idea e lo scopo iniziale è quello di controllare il centro e Stockfish sta facendo esattamente questo. Lo sta facendo da lontano, non come Morphy mettendo i pedoni al centro. Cavallo C3, finalmente D5. A questo punto Morphy cattura e qui c'è una sola cattura che è corretta. Andare di alfiere sarebbe scorrettissimo poiché noi abbiamo speso 3 tempi praticamente, ti faccio vedere. Con un tempo abbiamo aperto il fianchetto,
con un tempo abbiamo posizionato l'alfiere e adesso cioè, tu vai a dare via questo alfiere fortissimo, infatti non a caso la considera come errore madornale. Quindi non va bene, anzi forse c'è anche della tattica, c'è anche donna 4, no, donna 4, scacco, ok, no, penso che non ci sia nulla di eccezionale, comunque è un errore grave. Andare a catturare di cavallo è un'imprecisione perché comunque noi non abbiamo più pedoni, no? Sulla nostra metà campo, sulla quinta traversa, che è la traversa diciamo un po' più di attacco. Quindi la mossa corretta è quella che è stata giocata in partita, è D5. Questo pedone può sembrare momentaneamente isolato, anche se non lo è, perché può essere facilmente affiancato. Può sembrare che questo pedone abbia chiuso la via al nostro alfiere, ma in realtà questo alfiere non va visto come l'alfiere non è buono perché è chiuso, in realtà l'alfiere è buonissimo perché il suo compito sarà quello di supportare le entrate su E4. Quindi questo alfiere lo dobbiamo vedere come ariete di supporto più che come cecchino che attacca da lontano. Alfiere D3, alfiere D6 e qui cavallo B5. Cavallo B5 è un errore oppure no? Allora noi sappiamo, non bisogna mai dirlo perché sono quelle cose che tutti sanno ma nessuno le dice, e poi beh, dipende sempre da posizione a posizione, però se tu guardi anche le partite dei giocatori forti, i campioni del mondo, quasi sempre se possono prendersi un alfiere con un cavallo lo fanno sempre. E in questo caso anche Morphy dice: ciao, tu mi hai dato in pappa qui il tuo alfiere in D6 e io me lo vado a pappare subito col tuo cavallo. Quindi vuol dire che questa mossa che ha fatto Stockfish alfiere D6 è sbagliata? No. E questa mossa che ha fatto Morphing alfiere B5, cavallo B5 è sbagliata? No. Ti spiego subito il perché. Ora, Morphy qui, scusami, sto andando in palla. Stockfish qui ha giocato scacco per poi ritirare l'alfiere in E7. Quindi sei d'accordo con me che equivale subito a ritirare l'alfiere in E7. A seguito di questa serie di mosse, ci ritroviamo con la mossa che spetta al bianco. Torniamo un attimino indietro, voglio farti capire una cosa. Adesso la mossa spetta al bianco. Guarda dopo questa serie di cose, la mossa spetta al bianco. Che cosa è cambiato dalla posizione di prima? Ma è cambiato che adesso il bianco c'ha un alfiere qui, c'ha un cavallo qui e stop. E stop, l'alfiere del nero è andato qui. Secondo te qualcuno ci ha guadagnato da tutto questo? Tu potrai dire, beh, il bianco ha sviluppato un alfiere gratis, c'ha la colonna C pronta, ok, è vero, ma la domanda che io faccio io a te è un'altra, è questo cavallo in B5 è ben posizionato o secondo te qui, aspetta che disegno un po' di freccine, o secondo te da qui questo cavallo non farà mai una mazza? La risposta corretta è la seconda, quindi è vero che il bianco, giocando cavallo B5, ha costretto il nero alla ritirata, ma è anche vero che prima o poi il bianco dovrà perdere un tempo per riportare questo cavallo in una posizione accettabile. Quindi non ci ha guadagnato nessuno, non ci ha perso nessuno. Si poteva evitare questa mossa tranquillamente. Arrocco corto e adesso cavallo E5. Ottimo avvampostone per questo cavallo. E ora una persona normale, un giocatore del nostro livello, avrebbe probabilmente giocato A6. Qual è il problema di A6? È che è vero che scacci questo cavallo e quindi gli fai anche un favore, perché noi avevamo detto che questo cavallo doveva essere riposizionato. Quindi non solo gli fai un favore, ma dopo C5, che prima o poi la dovrai fare, il pedone B6, evidenziato in rosso, è un pedone debole. Cosa vuol dire? Che in futuro, non nel breve termine, ma in futuro si potrebbe giocare donna B3. Donna B3 che attacca qui, chiaro che donna B3 non è fattibile per via di C4, ma in futuro il pedone B6 sarà facilmente attaccabile. Quindi ricordiamo la definizione di pedone debole, che è stato spiegato ampiamente all'interno del corso Strutture pedonali che trovi sull'Accademia. Un pedone debole è un pedone che non è difendibile da suoi altri pedoni e questo pedone qui non è difendibile da nessun altro pedone, è difendibile solo da pezzi. Questo significa che devi costringere dei pezzi, in questo caso la regina, alla difesa di un pedoncino. Per questo questi pedoni sono deboli. Quindi una spinta così innocua come A6 creava una debolezza. Ricordati sempre che col fatto che i pedoni non possono mai tornare indietro, ogni spinta che fanno lasciano delle debolezze alle loro spalle o accanto a loro.
Quindi Stockfish decide subito di giocare C5 fregandosene di quel cavallo e fregandosi della spinta 6 che gli avrebbe creato delle debolezze. Cavallo C3, guarda che tanto poi il cavallo deve rientrare in qualche modo. Cavallo C6 chiedendo un cambio di cavalli. Alfiere B5 e ora cambio di cavalli e ci troviamo in questa posizione. Ora il bianco ha dei pedoni doppiati, ma è anche vero che questi pedoni doppiati sono forti perché in questo caso tolgono le case a questo cavallo che ha solo due chance, una è di andare in D7, una è di andare in E8. Il computer ha scelto di andare in E8, su cavallo D7 qui sicuramente F4 e questa struttura sarebbe stata abbastanza solida, veramente forte per il bianco, quindi all'alba di tutto ciò cavallo E8 è senza dubbio la mossa migliore. E ora donna F3, ok, dice che cavallo E2 era la migliore. E attenzione, F6 è una mossa interessante, si attacca la donna con la scoperta e chiaramente si minaccia questo pedone. E6 e questo pedone è momentaneamente totalmente all'interno dello schieramento del nero, vedi qui sono tutti i pezzi neri, c'è solo il pezzo bianco schierato dentro ed è difficile da prendere momentaneamente, perché come lo prendi questo pedone? Mi viene in mente che lo posso attaccare così, lo posso attaccare così e forse lo posso attaccare anche col cavallo, ma se lui già riesce a giocare per esempio alfiere di 7 oppure con la donna mi gioca donna F5 e poi riesce a mettere una torre dietro che lo sostiene, questo pedone qui mi diventa una spina nel fianco, per non dire in altre parti meno carine. Quindi attenzione a questi pedoni che si intrufolano, ma chiaramente Stockfish le ha pensate tutte. F5, impedendo alla donna avversaria di andare per esempio su F5, aprendo la casa F6 che potrebbe essere ottimo per la torre, quindi anche la torre ora potrebbe attaccare, quindi numero di attaccanti, 1 la torre, 2 potrebbe essere anche l'alfiere, 3 potrebbe essere il cavallo via C7, 4 potrebbe essere la donna via D6, quindi abbiamo sicuramente almeno 4 attaccanti su quel pedone, ne consegue che quel pedone cadrà. Vediamo un po'. Torre nava in D1, donna D6, subito il pedoncino viene dato, alfiere D7, l'ultimo tentativo, cavallo F6, chiaramente il cavallo ora, grazie a quella spinta F5, anche il cavallo ha a disposizione la casa F6, donna G3, chiedendo un cambio di donna che viene subito effettuato e adesso torre a D8, la caduta di questo pedone è imminente. A4 è caduto un pedone, a questi livelli noi sappiamo che un pedone basta e avanza per finire una partita, andiamo avanti qualche altra mossa, qui il bianco dice io questo alfiere è completamente bloccato e non sta facendo una mazza. Questo cavallo non ha prospettive future, allora lo rimanovro per andare in F4, magari fare un pochettino di pressione, entrare su alcune case deboli e vediamo un po' cosa succede. Peccato che su questa manovra arriva alfiere a 6 inchiodando il cavallo e se sarà necessario io potrò anche dare il mio alfiere per il cavallo, perché il vantaggio di avere la coppia di alfieri è che puoi decidere tu quando potertene disfare, quindi è un'altra arma in più. Torre in F va in E1, torre 8, questa mi sono sforzato per cercare di capirla in tutti i modi, ma non l'ho capita, anzi se qualcuno di voi carissimi scacchisti riesce a capire il significato di questa mossa, forse per controllare un po' queste case che erano deboli, può essere, non l'ho capita, non so, mi verrebbe stato spontaneo raddoppiare le torri e giocare per la spinta di questo pedone, però Stockfish 15 ha sicuramente ragione. Cavallo F4, G5, e adesso questo cavallo o torna a casa, come Marlena, oppure deve andare all'arrembaggio. Il problema è che se vai all'arrembaggio contro Stockfish e non hai calcolato tutto, Stockfish te la fa pagare. Infatti il re F7, ora il re vuole andarsi a prendersi questo cavallo, l'alfiere serve per supportare il cavallo, infatti, e dopo torre G8 il cavallo può andare solo in E6. In partita Morphy ha deciso di sacrificare il cavallo per un pedone. Perché il computer dice che è la mossa migliore? Perché in effetti dopo cavallo E6, re F7, questo cavallo sarebbe stato comunque bloccato. Quindi perderlo per perderlo, meglio andarsene a pancia piena. Qui si è perso anche un cavallo e quindi poi il resto ovviamente è storia. Una volta che sei sotto di un pezzo, sei sotto di un pedone, a questi livelli è finita. Quindi spero che ti sia piaciuto la partita e l'analisi, penso che possano essere serie divertenti e didattiche allo stesso tempo. Fammi sapere se hai
delle idee anche per migliorare questo format, se ti è piaciuto, se vorresti farlo più lungo, più corto, se insomma siamo aperti assolutamente a migliorie. Bene, noi ci vediamo alla prossima e se vuoi scoprire di più sui pedoni, ricordati che all'interno della Matto Scacco Academy ci sono svariati corsi sui pedoni. L'ultimo appena lanciato è stato strutture di pedoni, dove si parla di pedoni doppiati, pedoni deboli, pedoni, insomma è un buon modo per iniziare a prendere familiarità con queste strutture, soprattutto se le hai sempre sentite nominare e non ci hai mai capito nulla, o addirittura non le hai mai sentite nominare.